Stanotte ho dormito male, non mi sentivo più al sicuro. Il fatto mi svegliavo e guardavo gli armadi per vedere se erano riaperti. È stato proprio un risveglio traumatico, mi creda. Io avevo tanta fiducia nei miei cani, però non avevo pensato che potessero addormentare anche i cani. L'intera famiglia narcotizzata, cani compresi, da una banda di ladri che nella notte tra mercoledì e giovedì scorso ha depredato la casa dell'ex consigliere comunale di Venezia Alfonso Saetta. 6 le denunce in questura per furto e tentato furto avvenuto in una sola notte qui a Zelarino, tra via Visinoni e via dei Centauri. I ladri, immortalati dalle telecamere della prima delle 5 case che hanno tentato di depredare in via Visinoni, sempre a Zelarino, per poi rinunciarvi per via dell'allarme che li ha messi in fuga. Si tratta di 3 ragazzi alti di statura, tutti con cappellino con visiere di pelle chiara, con un quarto complice facente da Paolo e con le stesse caratteristiche ad attenderli a bordo di un'auto. Gli uomini della squadra mobile della questura di Venezia sulle loro tracce, anche grazie al DNA lasciato su una bottiglia dell'acqua presa durante il raid nella casa dell'ex consigliere Saetta e abbandonata nel giardino insieme a un paio di scarpe da ginnastica durante la fuga con i monili e l'oro appena rubati. Hanno fatto un bottino molto ricco, quindi appagati credo abbiano deciso di lasciarci dormire e allontanarsi indisturbati dalla nostra abitazione. Famiglia che seppur nello sconforto della violazione e dell'abuso subito si dice fortunata di essere ancora illesa e viva. Qualora non avessero trovato il bottino, forse sarebbe stato peggio, perché credo ci avrebbero a quel punto svegliati e con violenza avrebbero preteso che noi consegnassimo quei pochi beni che avevamo a disposizione. Quindi forse è stato meglio così. Del raid resta ora un dolore così indelebile che l'ex consigliere non esclude l'idea di vendere casa per sentirsi più al sicuro.